La mia è fortunata come gioielleria, perché prima il furto, la seconda una rapina, la terza che è morto un carabiniere, una rapina violenta. Questa notte purtroppo rumori non ne abbiamo sentiti. Con fiamma ossidrica hanno fatto un buco sul vetro antiproiettile di spessore di 5 centimetri. Ci racconta nel dettaglio quanto accaduto, tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Parla con pacatezza ma con il dolore di chi è ripiombato in un incubo Guerrino Marchi, 85 anni, da 70 titolare di questa gioielleria di Viale Stazione nel centro di Montegrotto, come il padre e il nonno prima di lui. Un lavoro preciso, certosino, quello dei malviventi che hanno agito indisturbati. Alle 2 un primo sopralluogo, poi l'assalto. Con la fiamma ossidrica prima hanno tagliato le inferriate, poi fatto un foro nel vetro per arraffare quanti più gioielli possibili, servendosi di un ramo. Avevo un tableau di anelli vicino con la mano, purtroppo era vicino alla vetrina, hanno svuotato, c'erano anelli, hanno portato via gli orologi, 2 monete antiche di San Marino e altri gioielli. A metterli in fuga all'albeggiare, racconta Guerrino Marchi. Ignaro di tutto, ad accorgersi dell'assalto è stato lui, intorno alle 8, uscito di casa per portare fuori il cane. Ingente il bottino, ingenti i danni, circa 20.000 euro secondo una prima stima. Bene che non sia sceso perché io ho provato la paura, cioè trovarmi una pistola puntata e la paura c'è. Dopo la forza, il coraggio, forse la mia volontà, innamorato della vita che è un dono che non ha prezzo, però è brutto perché con la terza è stata brutta, violenza, ci hanno picchiato, portato fuori tutti e hanno ucciso un ragazzo. Aveva 23 anni il vice brigadiere Alfredo Costantini, morto per le ferite riportate dopo 100 giorni di agonia. Una lapide posta all'esterno della gioielleria ricorda il suo sacrificio. In 3 erano entrati nel negozio nel 1983. Guerrino Marchi era riuscito a premere l'allarme e i carabinieri erano intervenuti. Il dolore per quella morte c'è ancora, come la paura per la violenza subita, ma ci sono anche altri sentimenti. Tanta rabbia. E amarezza e rabbia. Il mio mestiere è questo. Le indagini sono in corso. Fondamentali saranno le telecamere di videosorveglianza presenti in tutto il territorio comunale. Tra i primi a chiamare il gioielliere il sindaco Riccardo Mortandello.